Con l'apertura del calciomercato, che chiuderà i battenti il prossimo 23 dicembre, sono diverse le squadre che si sono attivate e concluse alcuni affari importanti. A Canicattì è ritornato il centrocampista Vito Lupo, classe 90, centrocampista che giovanissimo ha vestito anche la maglia dell'Acragas. La scorsa stagione aveva fatto parte della rosa bianco-rossa, siglando il gol vittoria che permise al Canicattì di vincere la Coppa Italia regionale. Proviene dall'esperienza in D con il Tolentino e questo martedì si è messo a disposizione del tecnico Pippo Romano. Ma ci sono altre dirette rivali dell'Acragas che si stanno attrezzando per il girone di ritorno. La Sanghataldese, ad esempio, ha rafforzato il reparto avanzato con l'arrivo dell'esperto bomber Luca Savasta, palermitano classe 93, un passato in D con Vibonese Moffetta e 4 campionati in eccellenza, l'ultimo vinto nella finale playoff con il Biancavilla. Si muove anche la squadra palermitana del Don Carlo Misilmeri, compagine che milita nel campionato di eccellenza Girone A. È notizia di questi giorni dell'arrivo di due calciatori esperti che possono fare la differenza. Si tratta di Francesco Mirko Velardi, centrocampista classe 88, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, con cui ha fatto parte della prima squadra della stagione 2007-2008. Velardi ha vestito maglie importanti come quella di Foggia, Modena, Pescara, Paganese e proviene dalla D con il Marina di Ragusa. L'altro arrivo è Salvatore Tarantino, attaccante classe 91. Si è fatto le ossa con la Fincantieri giocando con le maglie di Foggia, Gaeta e Pomigliano. Poi è ritornato in Sicilia con Riviera Marmi, Aragona, Raffadale, Dattilo, Canicattì, Geraci, Partini Caudace e Città di Ganci. In 7 stagioni ha segnato oltre 70 reti. Anche l'Acragas non se ne sta con le mani in mano ed in settimana è pronto a concludere alcune trattative di rilievo. Sul web si fanno tanti nomi, ma la verità è a conoscenza solamente del DS Ernesto Russello e del presidente Giovanni Castronovo. Intanto si avvicinano due importanti appuntamenti allo Stadio Seneto. Le due sfide consecutive con Geraci e la domenica successiva con il Dattilo. Si tratta di un crocevia importante che potrebbe dare le prime risposte a questo livellatissimo campionato di eccellenza.